Le registrazioni audio e video che vengono effettuate all'interno di stazioni di polizia, commissariati o caserme dei carabinieri non sono valide come mezzi di prova. Non possono essere considerate mezzi di prova tipici, come invece sono le testimonianze, i confronti, le perizie, gli esperimenti giudiziali, le consulenze tecniche di parte, e non sono mezzi di prova atipici, cioè quei mezzi di prova che non sono disciplinati dalla legge, ma sono comunque ammissibili se servono ad accertare i fatti. Sono mezzi di prova atipici, per esempio quelli che provengono da pedinamenti, da verbali di altri processi, da conversazioni via WhatsApp. Va ricordato che la prova è il cosiddetto risultato conoscitivo, cioè il fatto che convince il giudice, mentre il mezzo di prova è lo strumento utilizzato per acquisire quella conoscenza. Tutte le intercettazioni, anche quelle eseguite con impianti a circuito chiuso e microfoni ambientali, all'interno di luoghi dove opera la polizia giudiziaria, devono essere autorizzate da un magistrato, perché poi possano essere parte del processo. Eppure quelle intercettazioni servono a indirizzare le indagini, a seguire una pista piuttosto che un'altra, a spingere un indagato durante un interrogatorio alla confessione. È un po' come la domanda non ammissibile che l'avvocato fa al testimone che risponde di getto prima di essere bloccato dal giudice o da un altro avvocato che dice opposizione è la formula utilizzata in Italia e non accade in realtà così spesso, almeno non quanto nei film e nelle serie TV americane in cui gli avvocati saltano in piedi urlando obiezione vostro onore. Intanto comunque quella cosa è stata detta ed è registrata, poi si vedrà. Le registrazioni effettuate in ambienti pubblici all'interno di strutture della polizia giudiziaria quindi sono servite in tanti casi, perché le persone in quegli ambienti parlano, per combattere l'ansia, per paura, per mettersi d'accordo su cosa dire e cosa non dire, a volte, anzi spesso, perché iniziano ad accusarsi a vicenda, ad addossarsi responsabilità. È risaputo che ci siano sistemi di registrazione nei luoghi di polizia? Sì, è una cosa logica, ovvia, intuitiva. Eppure le persone parlano lo stesso e a volte in quelle conversazioni si autoaccusano. Accade nel caso dell'uccisione di Marco Vannini, avvenuta alla Dispoli nella notte tra 17 e 18 maggio 2015, quando i membri della famiglia Ciontoli, che poi verranno condannati, all'interno della caserma di Civitavecchia, parlando tra loro, fecero emergere una versione diversa da quella che stavano fornendo agli inquirenti. Non sapevano in quel momento che i loro dialoghi venivano registrati. Ancora prima, nel febbraio 2001, Erika De Nardo e Mauro Favaro, detto Omar, in una stanza della caserma dei carabinieri di Novi Ligure, vennero ascoltati mentre si mettevano d'accordo su cosa dire. Mimarono poi il gesto delle coltellate che avevano inferto alla madre e al fratello della ragazza, Susanna Cassini e Gianluca De Nardo. I fratelli Gabriele e Marco Bianchi, assieme a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, in caserma Colleferro la notte del 6 settembre 2020, iniziarono a rinfacciarsi l'un l'altro le responsabilità della morte di Willy Monteiro Duarte, ammettendo di fatto così il loro coinvolgimento nel delitto. Accadde anche a Foggia, nel marzo del 1998, quando in una stanza della procura venne registrato un lungo dialogo, in parte strano, assurdo, tra due ragazze. Parlavano della morte di una loro amica, Nadia Roccia, di 18 anni, avvenuta a Castelluccio dei Sauri, un paese di poco meno di 2000 abitanti. Quella dell'omicidio di Nadia Roccia è una storia ancora oggi impossibile da comprendere. Una domanda non ha mai avuto una risposta convincente. Perché avvenne quel delitto? Qual era il movente? Si parlò di Lucifero e non è certo una novità. In tante vicende di cronaca, quando non si riesce a individuarne i contorni, si volge lo sguardo verso qualcosa che avrebbe corrotto la mente e l'anima di chi ha commesso un delitto. Il male assoluto, qualcosa che non si riesce a controllare.
Si parlò di sogni e fu difficile distinguere le fantasie dalla realtà, di promesse infrante, di innamoramenti non corrisposti, di omosessualità latente e di vergogna, di follia a due, ma anche di soldi, di premeditazione, di segreti, di manipolazione, di Stati Uniti e lontani parenti, di una lettera d'addio troppo ingenua per essere vera, di complicità mai provate e di un'altra lettera di minacce. Il processo che seguì a quella vicenda fu ondivago, non nel riconoscimento della colpevolezza o dell'innocenza, ma nella determinazione della pena, che cambiò anche notevolmente dal processo di primo grado all'appello e provocò discussioni e dibattiti sull'obiettivo anche rieducativo della pena. Alla fine la Corte di Cassazione decise l'annullamento del processo con rinvio. La vicenda processuale si concluse con un patteggiamento e capiremo che cosa significò. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori, il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Castelluccio dei Sauri è un piccolo paese, una cinquantina di chilometri a sud di Foggia, 300 metri sopra la valle del Cervaro. Le protagoniste di questa storia sono 3 ragazze diciottenni che in paese sono nate e cresciute e ci vivono. Sono amiche da sempre, hanno fatto le elementari e le medie insieme, poi 2 di loro, Nadia Roccia e Anna Maria Botticelli, si sono iscritti all'Istituto Magistrale Poerio di Foggia. Frequentano nel 1998 l'ultimo anno del corso sperimentale di psicopedagogia. La terza ragazza, Maria Filomena Sica, che tutti chiamano Mariena, è all'Istituto Tecnico per Ragionieri Giannone, sempre a Foggia. Le 3 sono sempre insieme. Ogni giorno vanno e tornano da Foggia con lo stesso pullman. Spesso si trovano a casa di Anna Maria Botticelli per studiare. Anna Maria e Nadia sono sempre state molto legate. Ora lo sono anche, e di più, Anna Maria e Mariena. Le 3 ragazze sono insieme anche il pomeriggio del 14 marzo 1998. Si sono date appuntamento a casa di Anna Maria. Vanno lì spesso, studiano in un garage collegato all'abitazione. Poco dopo le 19, Anna Maria Botticelli e Mariena Sica arrivano molto agitate a casa di Nadia Roccia. Ci sono la madre e il fratello di Nadia, Carmine. Le 2 ragazze dicono che Nadia si è sentita poco bene, che diceva di avere dolori alle gambe. Aveva chiesto loro di andare a comprare qualcosa da mangiare, magari delle patatine. Quando erano tornate al garage, la porta era chiusa. Avevano chiamato, urlato, picchiato sulla porta, ma da dentro non era arrivata nessuna risposta. Carmine Roccia prende l'auto e va al garage. Le ragazze si avviano a piedi insieme alla madre di Nadia e a un'altra parente. Sono Carmine Roccia e Luigi Botticelli, fratello di Anna Maria, carabiniere così come il padre, a forzare la porta. Nadia Roccia è a terra, vicino a lei, e parzialmente intorno al suo collo c'è una corda da ginnastica di 3 colori. I vestiti della ragazza sembrano umidi. Con l'auto di Carmine, Nadia viene portata all'ospedale di Foggia. Il medico di turno
constata subito che la ragazza è morta e che il corpo, dice, è già freddo. Dopo la morte la temperatura del corpo scende di 0,5-1 grado ogni ora, a seconda di una serie di fattori, tra cui le condizioni ambientali. Questo nelle prime 3-4 ore. Successivamente la temperatura scende più velocemente. Quindi già da una prima superficiale analisi sembra che la morte di Nadia Roccia sia avvenuta da qualche ora. È un primo elemento incongruo. Botticelli e Sica dicono di aver lasciato l'amica dopo le 19. L'arrivo in ospedale è poco dopo le 20. Eppure la temperatura del corpo sembra già essere scesa in maniera consistente. I carabinieri di Castelluccio dei Sauri intanto sono arrivati al garage. Poco distante da dove c'era il corpo c'è un foglio. È una lettera, scritta a macchina. C'è scritto: Ciao Anna Maria Cucciolotta. Io ho deciso di fare un passo importante, e cioè o di svelare la mia identità, che sono lesbica, o di suicidarmi. Credo comunque che mi ucciderò perché non ho il coraggio di dire alla mia famiglia che sono una lesbica innamorata della sua unica e migliore amica. Tu, mia dolce Anna Maria. Questa lettera te la darò il giorno in cui la farò finita. Anna, non vorrei lasciarti, ma non resisto più. Io non posso più vivere in questa condizione. Ti amo troppo. In questo ultimo periodo mi sono resa conto che non mi sopportavi più perché io ero diventata troppo insistente. Però tu hai cercato di nascondere la tua sofferenza per non ferirmi. Ti voglio bene, spero che tu mi ricordi con tanto affetto, anche se io avrei voluto ricevere da te amore, però a te purtroppo piacciono gli uomini. Ti prego non piangere perché non voglio. Se piangi significa che il nostro legame sarà finito. Io sono felice di morire, tu devi essere felice per me. C'è anche altro in questa lettera, una sorta di volontà testamentaria. Nadia ha scritto infatti che tutto ciò che i genitori in futuro avrebbero destinato a lei avrebbe invece dovuto essere dato ad Anna Maria. Poi scrive: tempo fa ti avevo promesso che non appena fosse finita la scuola saremmo partite per Toronto. Purtroppo con la decisione che ho preso non sarò più in grado di accompagnarti. Desidero per questo che tu ci vada con Mariena. E poi c'è ancora altro. Perché nella lettera si parla di insegnanti. Di alcuni Nadia scrive che sono buoni, di altri che sono cattivi. Scrive anche: ho scritto a macchina questa lettera perché, come sai, la mia grafia è pessima. Ma ha senso scrivere a macchina una lettera di suicidio perché si ha una pessima grafia? La lettera si conclude con: addio per sempre, mia cara cucciola. Con affetto, Nadia. La firma, invece, è scritta a mano, poco più sotto. All'inizio i carabinieri che intervengono non dubitano del suicidio, o almeno sembrano non dubitarne. D'altra parte la loro perlustrazione è solo superficiale. Ricordiamo anche però che il padre e fratello di Anna Maria Botticelli sono carabinieri, in servizio a Castelluccio dei Sauri. Nadia Roccia si sarebbe quindi uccisa perché omosessuale e perché innamorata della sua amica. In sostanza, nella lettera la ragazza ha spiegato di non riuscire più ad affrontare quella situazione. C'è però qualcosa che già a una prima occhiata dovrebbe sembrare parecchio strana. Dove avrebbe agganciato la corda Nadia Roccia? Non ci sono sul soffitto appigli, ganci, travi. E perché la corda è a terra, parzialmente intorno al collo della ragazza? È possibile che se la sia stretta da sola fino a uccidersi? Anche la lettera è strana. Non solo perché è scritta a macchina e firmata a mano, ma anche perché non sembra proprio scritta da una persona che sta per uccidersi. Chi parla di insegnanti buoni e cattivi prima di suicidarsi? E poi quella frase ingenua: date tutto ad Anna Maria. Dirà poi uno degli inquirenti: questa è una lettera leggera. Lo pensa subito il pubblico ministero di Foggia, di turno quella sera, Alfredo Viola. A essere incaricata delle indagini è la Polizia di Stato.
Non è frequente che chi decide di togliersi la vita decida di scrivere a macchia. Comunque mi venne detto che era firmato, io ne presi atto e feci una domanda. Chiesi se la firma fosse nel primo rigo libero. E mi fu risposto dal funzionario in servizio presso il pronto soccorso, dall'appartenente alla polizia giudiziaria. Mi disse, beh, veramente no, ci sono un paio di righe di spazio bianco. E il particolare mi incuriosì, per così dire, non mi lasciava tranquillo, e allora chiesi che qualcuno si recasse sul posto dove il suicidio per impiccagione era avvenuto, che si sentissero i familiari della ragazza per vedere se aveva mai manifestato propositi di suicidio, e che comunque si accertasse se per caso la stessa avesse qualche nemico. Quindi la polizia giudiziaria torna nel garage dei Botticelli. Il soffitto è alto 5 metri. La corda con cui si sarebbe impiccata Nadia Roccia è lunga circa 3 metri. E poi, appunto, dove sarebbe stata legata o agganciata quella corda. C'è anche qualcos'altro. Il medico del pronto soccorso ha notato che i vestiti di Nadia Roccia erano umidi. Viene disposta l'autopsia. Questo è quello che disse nel corso della trasmissione Ombre sul giallo della RAI l'allora capitano dei carabinieri Antonio Di Stasio, che comandava la compagnia di Foggia. Il garage era pressoché in ordine, soprattutto se rapportato alla destinazione d'uso del locale. Era molto ampio ed era di un'altezza di circa 5 metri. Rispetto a questa ipotesi suicidaria, quello che viene subito messo in evidenza dai carabinieri era la totale assenza di un appiglio all'interno del garage stesso, a cui appunto si potesse assicurare una corda con la quale Nadia Roccia avrebbe appunto posto in essere questo suicidio. Quindi poi il corpo era stato dato con questa corda attorno al collo e che poi si viene a sapere che non presentava alcun nodo scorsoio. Quindi questi erano i primi dubbi che ci spingevano e ci imponevano a un maggiore approfondimento. Sulla nuca di Nadia Roccia vengono poi trovate delle ecchimosi. E soprattutto i segni sul collo non sembrano quelli di un'impiccagione. I segni lasciati da un'impiccagione, da uno strangolamento, da uno strozzamento, sono molto diversi. Sono particolari che possono disturbare. Potete andare avanti di 45 secondi. L'impiccamento produce un solco obliquo, ascendente verso il nodo della corda, e incompleto perché si interrompe proprio in prossimità del nodo. Il solco da strangolamento, effettuato per esempio con un laccio o una corda, è invece orizzontale e completo. Gira intorno a tutto il collo senza interruzioni. Può essere multiplo, se il laccio viene girato più volte, ed è normalmente sotto la tiroide, mentre quello prodotto dall'impiccagione è sopra. I segni da strozzamento, e cioè l'asfissia provocata direttamente con le mani, sono evidentemente ancora diversi. Ricorda Rita Montrone, commissario capo della Polizia di Stato ai tempi in servizio nella sezione criminalità organizzata a Foggia, intervistata da Sofia Vegezzi. In pratica siamo giunti presso un garage che era in via Roma, dove era l'abitazione della Botticelli, una delle due ragazze che insieme, perché la sera precedente praticamente erano andate a portare il cadavere oramai di questa ragazza, sia la Botticelli, la Nadia Roccia e il fratello di Botticelli. In pratica la ricostruzione fu quella di questo suicidio avvenuto in questo garage in Corso Roma, in via Roma a Castelluccio dei Sauri. Andando sul posto, ovviamente, abbiamo subito verificato lo stato dei luoghi innanzitutto e comunque che praticamente non era compatibile quella ricostruzione che era stata fatta dalle persone. Ovviamente abbiamo dovuto sentire a verbale tutti i presenti e in particolar modo
sia la Botticelli che la Sica, ma anche il fratello, perché lui stesso aveva accompagnato il cadavere della ragazza a Foggia. Di lì partono un sacco di cose sulla dinamica dei fatti, perché loro avevano inizialmente detto che aveva accusato un malore, mentre loro erano andate a comprare delle patatine perché stavano studiando, insomma avevano ricostruito una scena che comunque non era assolutamente fattibile con quello che avevano detto, anche perché una cosa particolare, siccome dissero che questa ragazza si era praticamente strangolata con una sciarpa, che cosa c'era? In quel garage, dalle volte molto alte, non c'era nessun appiglio a cui potersi impiccare, ecco, per dirla con i termini propri. L'unica cosa poteva essere, come avevano detto loro, la maniglia di una porta, però diventava un poco credibile. All'inizio le ragazze furono sentite dai carabinieri. Il papà della Botticelli era un carabiniere e lì a Castelluccio dei Sauri. La ricostruzione fatta dai carabinieri, che era iniziata come suicidio, non aveva proprio nulla a che fare, anche perché sono state svolte un po' le indagini, diciamo, un po' particolari, non proprio come andavano fatte. La mattina successiva alla morte di Nadia Roccia, alla stazione dei carabinieri di Castelluccio dei Sauri, arriva una telefonata. Un uomo dice: Nadia non si è suicidata, è stata uccisa perché rifiutava di prostituirsi. Anna Maria Botticelli e Mariana Sica vengono convocate in procura a Foggia. Sono state le ultime a vedere viva Nadia Roccia. Con loro viene chiamato anche il fratello di Anna Maria, Luigi. La polizia si informa a Castelluccio dei Sauri sulle due ragazze e sul loro rapporto con Nadia Roccia. Come spesso avviene in questi casi, le ragazze vengono descritte con la parola normali. Molto brave a scuola, mai nessun problema in famiglia. Mariana è orfana di padre da quando aveva 8 anni e questo sarà un elemento fondamentale nella ricostruzione di ciò che è avvenuto. O almeno sarà fondamentale nel racconto delle due ragazze. A pubblico ministero le due ripetono inizialmente quella che è stata la loro versione dall'inizio. Si erano trovate con Nadia alle 16:45 nel garage della famiglia Botticelli. Avevano studiato per un paio d'ore. Nadia e Anna Maria dovevano preparare una tesina per la scuola. Poi Nadia aveva detto di avere dolore alle gambe. Loro due erano uscite per cercare qualcosa da mangiare. Avevano lasciato la porta socchiusa e quando erano tornate l'avevano trovata bloccata. Alla domanda se avesse mai notato l'interesse di Nadia Roccia nei suoi confronti, Anna Maria Botticelli risponde in maniera vaga. Mariana dice sì, me ne aveva parlato Anna Maria. Vengono convocate in procura anche 3 ragazze, Carmela, Lidia, Manuela, compagne di scuola di Nadia e Anna Maria. Vengono sentite per sommarie informazioni testimoniali come persone informate sui fatti. Sono 3 ragazze a cui Nadia Roccia ha accennato nella sua lettera d'addio. Raccontano che un giorno Anna Maria era arrivata da loro sconvolta, dicendo che Nadia era omosessuale e che era innamorata di lei, che le stava addosso, non la lasciava in pace, e che una volta si era aperta la camicia davanti a lei mostrandole i seni con dei nastrini bianchi e rossi, simbolo di passione e purezza, avrebbe detto Nadia. Quando le 3 ragazze avevano detto di voler andare dai genitori di Nadia per metterli al corrente dei comportamenti della figlia, Anna Maria però le aveva fermate. Reagirebbero malissimo, aveva detto. Intanto, ed è sempre domenica 15 marzo, Anna Maria Botticelli e Mariana Sica sono state lasciate sole in una stanza in attesa di essere di nuovo sentite. Sono lì da molte ore, ormai è notte inoltrata. Ricorda il colonnello Antonio Di Stasio. Durante la permanenza e gli interrogatori fatti in procura la domenica sera, utilizzammo un espediente investigativo proprio per registrare le conversazioni tra le 2 ragazze dopo che erano state sensibilizzate da questa attività di interrogatorio da parte degli inquirenti.
All'inizio nella stanza c'è solo Anna Maria, poi entra anche Mariena. E subito Anna Maria le chiede: «Mariena, mica avrai detto la verità?» Mariena risponde duramente: «Anna, se hai detto tutto ti prendo per il collo e ti mando all'ospedale». «No, non ho detto nulla a quello», dice Anna Maria. Si riferisce al sostituto procuratore Viola che le ha sentite. E Mariena: «Il maledetto per me sa di tutti e 5. Ancora Anna Maria: «Qualche bastardo ha parlato. Devi stare nell'ombra, Mariena. Tu ti sei troppo contraddetta, però». Le due ragazze, evidentemente, non hanno la minima idea di essere ascoltate. Ma chi sarebbero i 5? Chi sarebbe il bastardo che ha parlato? Il dialogo poi diventa anche surreale. A un certo punto Anna Maria dice: «Lucifero è bello». Mariena risponde: «Bello». E Anna Maria sta in mezzo alle mutandine. Poi Anna Maria chiede a Mariena se ha detto a chi la interrogava che sapeva dell'omosessualità di Nadia Roccia. Mariena non risponde. Ci sono momenti di silenzio, poi Mariena di nuovo parla. Il demonio. «Non mi dire che sono stata anche io con il demonio ieri sera». Poi dice: «Ti voglio toccare». Quindi il discorso torna sulla lettera e su quello che è successo nel garage. Anna Maria: «Ce la scapottiamo, perché non hanno le prove». E Mariena: «Sì, infatti, a meno che dall'autopsia». «È già uscita l'autopsia?» «Se ne sono accorti. Dico, secondo te è uscita l'autopsia?» «Sì, penso di sì», dice Mariena. Poi di nuovo Anna Maria: «Senti Mariena, quest'altro fatto qua. Se domani mattina, anzi se stamattina ce ne andiamo, torniamo a quella casa. Vieni pure tu, che parliamo tutti e 5. A quel punto nella stanza entra Luigi Botticelli, il fratello di Anna Maria, carabiniere. «Mi sono proprio rotto il cazzo. Mannaggia, mi sono esaurito, non ce la faccio più a stare qua dentro». Luigi continua a inveire, dice: «Giusto nel mio garage, nel mio, dove si trova mo con i piedi, questa bastarda di merda». Poi immagina che forse sono stati messi insieme tutti e 3 nella stanza apposta. Però continua a parlare. Si infuria quando la sorella gli spiega di aver detto ai carabinieri che lui sapeva che Nadia Roccia era omosessuale e che per questo le aveva proibito di vederla. Poi Luigi continua riferendosi probabilmente al magistrato. «Come l'ha pensata che potessi ucciderla nel garage mio? Mannaggia a te quando l'hai portata laggiù. Studiare insieme, mi avete rotto il cazzo, voi e la scuola. Andatevene a fare in culo, proprio. Tutte queste insinuazioni, che ne dobbiamo fare?» Mariena dice: «A me hanno detto t'arresto». E Anna Maria: «Che pensano? Che siamo stati tutti e 3? Mariena: «Penso che lo pensino proprio». E Luigi: «Possono pensare ai morti che hanno. Sono 12 ore. Sono le 7:30 e siamo ancora qui. Sono 12 ore che siamo schiaffati qua dentro. Mezza giornata. Quella testa di cazzo del procuratore». Anna Maria Botticelli, suo fratello Luigi e Mariena Sica sono tenuti tutta la notte in caserma. Hanno detto, parlando tra loro, cose che forniscono una descrizione diversa dalla versione data agli investigatori. Abbiamo detto che le conversazioni registrate su iniziativa della polizia giudiziaria non possono essere utilizzate come mezzi di prova in un processo. Si tratta infatti a tutti gli effetti di intercettazioni ambientali, che devono essere autorizzate preventivamente dal giudice per le indagini preliminari, oppure in via d'urgenza dal pubblico ministero. In questo caso però serve la convalida del GIP entro 48 ore, come per qualsiasi altra intercettazione ambientale. Quindi se la registrazione è fatta autonomamente dalla polizia giudiziaria senza autorizzazione è inutilizzabile. L'articolo 191 del Codice di procedura penale stabilisce infatti che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non sono utilizzabili. Quelle registrazioni possono però essere utilizzate nel corso dell'indagine e nel corso di un interrogatorio possono essere fatte ascoltare ai protagonisti di quella intercettazione per mettere pressione e spingerli ad ammettere, confessare. Alle 8 del mattino le ragazze possono tornare a casa.
Anna Maria e Luigi Botticelli vengono lasciati da un'auto della polizia alla caserma dei carabinieri di Castelluccio dei Sauri, dove li aspetta il padre. Poi l'auto prosegue, con a bordo Mariena Sica e l'ispettrice Rita Montrone, che inizia a parlare con calma. Ecco il suo ricordo. Il mio collega accompagnò la Botticelli presso la caserma dei carabinieri dove si trovava il padre poi ad attenderla, e io rimasi in macchina con la Maria Filomena Sica, la chiamavano Marilena, e rimasi in macchina anche se avevamo trascorso anche noi 48 ore insonni di stanchezza, perché si figuri ascoltare, insomma, tante ricostruzioni che poi ti portano proprio veramente, e nel frattempo fare anche gli accertamenti. Tentai una carta, bluffando, dissi: tanto lo so che siete state voi, quindi adesso siamo rimaste da sole, se vuoi mi dici tutta la verità. Forse l'ho presa e l'ho colta in un momento di debolezza. Eravamo proprio sotto la caserma dei carabinieri, che era vicino a una campagna, cioè era l'ubicazione della caserma, era proprio, avevamo una campagna di fronte e noi eravamo sedute dietro, quindi in quel momento dissi: vabbè, bleffo, però non pensavo in effetti di ricevere una confessione, anche se lo sospettavo, l'avevo sempre sospettato. E lei mi disse: ma se ti racconto la verità mi fai scappare? E ovviamente mentii dicendogli che lo avrei fatto. Però cominciai a cingerla con il braccio, perché nel mio pensiero dicevo: se questa apre la porta mi scappa e so cavoli miei. Sono stata, diciamo tra virgolette, fortunata ad aver avuto quell'intuito di bleffare con una degli autori del reato. E quindi dicevo, quando erano in carcere, loro, proprio la Botticelli, scrisse che domani che fosse uscita dal carcere me l'avrebbe fatta pagare, perché ovviamente poi scoprirono che ero io che avevo scoperta questa cosa, e noi in una perquisizione che facemmo trovammo proprio sti appunti. Rita Montrone fa capire a Mariena che se racconterà come sono andate realmente le cose, i giudici ne terranno conto. La ragazza allora parla. Dice: siamo state noi. Ho ucciso Nadia per aiutare la mia amica, Anna Maria Botticelli. L'auto con a bordo Mariena Sica torna in procura a Foggia. Quasi subito viene prelevata anche Anna Maria Botticelli. Questa volta vengono tenute separate. Mariena Sica racconta che avevano preparato tutto da tempo e che anzi ci avevano già provato 20 giorni prima. Avevano mischiato del topicida muschile in una bottiglia di Coca-Cola, offrendola da bere a Nadia Roccia. Lei però non aveva bevuto. Quella sera Mariena aveva puntato sul suo diario. Per oggi era in progetto un bel programmino. Poi alla fine per Iella Generale non abbiamo fatto niente, nonostante ci avessi riflettuto tanto e a lungo, minuziosamente. Siamo proprio delle incapaci. Sabato 14 marzo avevano studiato un paio d'ore. Qualche giorno prima avevano fatto firmare a Nadia con una scusa il foglio su cui poi avevano scritto a macchina. Quindi Mariena e Anna Maria avevano aspettato che venisse buio, perché, disse la ragazza, non volevamo guardarla in faccia. Ecco il racconto di Mariena. Anche questo può essere difficile da ascoltare, dura poco più di 1 minuto e 20. Mentre stavo per stringere a collo di Nadia la sciarpa per ucciderla, lei ci disse: ragazze, ma che state facendo? A quel punto Nadia ha iniziato a reagire. Dopo alcuni attimi è intervenuta Anna Maria, che ha tirato l'altro capo della sciarpa. Nadia tentò di liberarsi della sciarpa, mentre io ero alle sue spalle e continuava a stringere e iniziavo a trascinarla. A quel punto iniziò a urlare per attirare l'attenzione della gente, mentre Anna Maria mi diceva di tapparle la bocca. Continuavamo ad andare indietro quando ho avvertito che Nadia non tirava più la sciarpa. Ha cominciato a scalciare, la sentivo scalpitare senza capire come ci siamo ritrovate per terra. Anna Maria nel frattempo mi continuava a urlare di non lasciarla, mentre io con il palmo della mano rivolto al contrario premevo sul collo di Nadia. Ho premuto con tutte le mie forze. Un'ultima reazione di Nadia mi ha fatto saltare gli occhiali.
mentre io continuavo a premere sul collo ancora più forte. Anna Maria mi chiedeva se Nadia era morta. Quando mi accorsi che dal collo non c'erano più battiti cardiaci, dissi ad Anna Maria che Nadia era morta e lei disse «brava». Successivamente presi una corda e la avvolsi intorno al collo di Nadia per far sembrare che si fosse suicidata. Anna Maria Botticelli viene informata di essere indagata per omicidio. Le viene detto che la sua amica Mariena ha già raccontato come sono andate le cose il 14 marzo. Confessa anche lei. Entrambe vengono arrestate. Dopo poco al pubblico ministero viene consegnata la prima relazione del medico legale Nicola Silvestri dell'Università Cattolica di Roma, chiamato a Foggia. Nel pomeriggio di domenica 15 marzo ha effettuato una prima valutazione sul corpo di Nadia Roccia. Nella relazione il medico scrive che mancano tutti gli elementi che possano far pensare a un suicidio. Non c'è il solco della pressione che eventualmente un laccio o una corda avrebbero dovuto lasciare sul collo della vittima. I segni, scrive il professor Silvestri, sono quelli di una morte di tipo asfittico meccanico. Si nota il segno di polpastrelli di dita, 4 sulla superficie laterale destra del collo e una sulla superficie sinistra, come se ci fosse stata una compressione di una mano sul collo. Dall'autopsia poi emergerà un elemento importante. Il medico legale fa la valutazione del contenuto gastrico. I familiari di Nadia Roccia avevano spiegato che la ragazza aveva pranzato attorno alle 14:30. La digestione non era ancora stata completata, quindi, secondo questi dati, la morte era avvenuta circa 3 ore dopo la consumazione del pasto, approssimativamente intorno alle 17:30. Anna Maria Botticelli e Mariena Sica hanno però detto di aver ucciso Nadia Roccia alle 19. C'è una discrepanza di 1 ora e mezza. Gli inquirenti si chiedono perché le 2 ragazze mentano su questo punto e si chiedono anche se l'omicidio è avvenuto alle 17:30 e loro hanno chiamato i soccorsi dopo le 19. Che cosa è successo in quell'ora e mezza? Il pubblico ministero Viola chiede che venga effettuato un esperimento giudiziale. Si tratta di un mezzo di prova in cui si riproduce la dinamica di un fatto per verificare se sia avvenuto in un determinato modo e secondo quali tempi. Viene di fatto simulato ciò che è accaduto. In questo caso serve a capire se ciò che hanno raccontato le ragazze, in particolare Mariena Sica, è verosimile, e cioè se le cose possono essere andate proprio come ha descritto. Ma perché un esperimento giudiziale, se le ragazze hanno già ammesso la loro responsabilità? Perché c'è appunto una discrepanza di 1 ora e mezza tra i risultati dell'autopsia e il racconto di Botticelli e Sica. Il pubblico ministero vuole che l'esperimento venga svolto all'orario indicato nelle confessioni per capire se con le condizioni di visibilità delle 19, ora indicata dalle ragazze, tutte le azioni da loro raccontate sarebbero state in effetti possibili. E proprio in base a questo, il pubblico ministero pensava che potessero emergere contraddizioni nel racconto. L'esperimento giudiziale richiesto dal pubblico ministero viene ordinato dal giudice per le indagini preliminari Antonio Diella e viene ovviamente fatto nel garage della famiglia di Anna Maria Botticelli. Quando le 2 ragazze vengono portate sul luogo, a Castelluccio dei Sauri c'è praticamente tutto il paese riunito. Non dovrebbe essere così. L'informazione sulla data e sull'ora in cui sarebbe stato effettuato l'esperimento giudiziale sarebbe dovuta restare riservata. Non è così. Gli insulti e le minacce sono prevalentemente per Anna Maria Botticelli, come se fosse la sola responsabile dell'omicidio. Le 2 ragazze ripercorrono gli avvenimenti di quel pomeriggio. C'è la registrazione dell'esperimento giudiziale, ma non la riprodurremo. Diremo quali sono i punti essenziali della ricostruzione.
Le ragazze stavano ricopiando appunti su quadernoni. Poi, dice Mariena, ho finito di scrivere e Anna Maria non stava scrivendo. Dopo poco ha finito anche Nadia. Ha detto: ragazza, è tardi, devo andare. Mariena a quel punto dà alcuni colpi di ginocchio sotto al tavolo ad Anna Maria, che si alza e va a spegnere la luce. Spegne e resta vicino all'interruttore. Dice Mariena. Anna Maria poi viene verso di noi, mi fa un cenno, io inizio a togliere la sciarpa che avevo al collo. Nadia era in piedi. Mariena va da Nadia Roccia e le mette la sciarpa attorno al collo e stringe. E poi, continua Mariena, Nadia ha cominciato a urlare, gridava qualcosa che adesso non riesco a ripetere. Racconta invece Anna Maria Botticelli. Nadia era davanti a Mariena, era buio, ma vedevo il movimento delle braccia di Mariena che stringevano. E di nuovo Mariena. Ha cominciato a gridare e Anna Maria mi ha detto: tappale la bocca. Ho attappato la bocca solo per pochi secondi perché non riuscivo a stringere con l'altra mano. Così, con una mano sola. Io andavo indietro, a un certo punto ho sbattuto contro la sedia. Poi parla di nuovo Anna Maria. Mariena mi diceva: Anna, i capelli, però io non riuscivo a capire. Poi ho capito che diceva: mi sta tirando i capelli. E io volevo cercare di aiutarla, però non riuscivo perché non vedevo. E di nuovo Mariena. A un certo punto non ricordo come c'è stato tutto il movimento e mi sono ritrovata a terra. Anna Maria Botticelli dice che vede il movimento di Mariena su Nadia, era per terra. Mariena stringe con la mano sul collo di Nadia Roccia. Poi dice ancora Anna Maria: vedevo il movimento delle braccia e lei diceva: muori, muori, muori. Poi Anna Maria dice a Mariena, indicando la corda da ginnastica: mettigliela al collo. Io, continua Mariena, ho alzato la testa di Nadia. Anna Maria mi ha detto: stringi un altro poco per essere più sicure. Allora ho stretto. Anna Maria dice: Mariena mi faceva: Anna, questa bastarda non muore. E io gli ho detto: come, respira ancora? E ha risposto: ma io non lo so, vieni a vedere tu. E io ho detto: non la tocco, non ho il coraggio. Ma lei ha insistito: dai, vieni a vedere. A quel punto Anna Maria Botticelli si avvicina, mette un piede sul corpo di Nadia Roccia. Ho voluto verificare se batteva ancora il cuore mettendole il piede appoggiato e poi l'ho tolto immediatamente e comunque non ho sentito niente. Ho detto a Mariena: non lo so Mariena, vedi tu, non lo so. Mariena nel frattempo ha visto che le toccava il polso. Così dopo un po' Mariena molla tutto e ha detto: ora credo che vada bene così. Tutta la scena è registrata in video. Ogni azione viene replicata con un manichino. Disse il giudice per le indagini preliminari Antonio Diella. Umanamente è stata un'esperienza terribile, difficilmente sopportabile, ma in tutto questo c'era anche la presenza di due persone che sicuramente non davano l'impressione che solitamente uno si aspetta per chi infligge la morte a qualcuno. Anche saper ridire certe frasi umanamente molto pesanti tra di loro e nei confronti della persona che era per terra ormai morta. Anche certi passaggi concreti, il mettere il piede sopra, il dire alcune frasi nei confronti di questa ragazza è stato sicuramente umanamente terribile, ma credo per tutti, perché siamo tutti usciti sconvolti da questo esperimento. Il valore aggiunto è stata la dimostrazione della possibilità che il fatto omicida sia accaduto così come descritto. Ricorda, intervistato da Sofia Veggezzi, Sergio De Nicola, inviato nella redazione interni del TG2 e conduttore del TG2 delle 20:30, allora a Telenorba. Fu ricostruita un po' la scena del crimine, quindi diciamo nel box della famiglia Botticelli, con la presenza del PM, del GIP, di avvocati, tutte le parti, fu ricostruita proprio la dinamica del delitto della povera Nadia. Diciamo. In quel frangente utilizzarono un manichino al posto della vittima e fu ripreso ogni momento dell'incidente probatorio attraverso anche delle telecamere a raggi infrarossi, perché a un certo punto spensero la luce per ricreare proprio la scena del crimine, così come era avvenuto il delitto quel pomeriggio, il 14 marzo del 98. Piuttosto impressionanti, soprattutto nella scena in cui
le ragazze salgono con i piedi sul manichino che in quel momento rappresentava la vittima. Ovviamente è stata una di quelle scene che poi ha influenzato un po' anche la giuria popolare, perché vedere in aula le due assassine, perché ormai insomma la sentenza definitiva, anzi credo siano già uscite adesso dal carcere, sono passati tanti anni. Quella è stata una di quelle scene, diciamo, che ha condizionato un po' tutto l'esito del processo. Ecco, la cosa che notammo fu una freddezza incredibile da parte delle due. Cioè, sembrava stessero raccontando come erano uscite la sera prima, che rimmel avevano usato, che tipo di jeans avessero indossato. Quindi le immagini e le voci di quell'esperimento giudiziale vengono trasmesse in televisione. È una cosa grave, che non dovrebbe accadere e che avrà una rilevanza una volta giunti al processo. L'omicidio è avvenuto come confessato dalle due ragazze. C'è ancora una cosa che però non torna proprio. L'ora in cui Anna Maria Botticelli e Mariena Sica avrebbero ucciso Nadia Roccia. L'autopsia ha stabilito che la ragazza è morta 1 ora e mezza prima di quanto hanno raccontato le due. E poi, il movente qual è? Avete ascoltato la prima parte di Indagini sull'omicidio di Nadia Roccia. Trovate la seconda parte e tutte le altre storie sull'app del Post, su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.